senza confini politici, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna siglano il patto dell'Adriatico, obiettivo trasformare la Riviera in un brand mondiale, primo passo lo spot per il mercato tedesco. Intanto un altro spot, quello dei sindaci della Locride contro il Nord, fa imbestialire il Veneto. Zaia, un'offesa per tutti, invito la governatrice Santelli a prendere provvedimenti e ritirarlo. Il campo sportivo gremito di persone, la commozione e il ricordo, una comunità intera masera dall'addio, la 14enne morta nel tragico schianto di Farra di Soligo. Tragica gita per una giovane studentessa trevigiana residente a Forlì, scivola, precipita per 13 metri tra le cascate di una grotta, avrebbe compiuto oggi 22 anni. Violenta grandinata montagnana con chicchi enormi, allerta maltempo per le prossime ore dalla zona pedemontana fino alla pianura. Operazione antidroga dei carabinieri di Marostica, chiuso il bar diventato centrale dello spaccio, riforniva tutto il territorio e le province limitrofe. Il dopo coronavirus per i teatri veneti passa attraverso la creazione di una piattaforma che metterà in rete i palcoscenici, accordo tra lo Stabile del Veneto e Arte Venna. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Come promesso andiamo subito ai campi di Crespignaga, siamo a Maser per la diretta dei funerali di Vittoria De Paoli, la 14enne morta nel tragico incidente a Farra di Soligo. In questo momento dovrebbe esserci l'omelia. Questo è il fatto che ci sta uccidendo dentro, ma possiamo scegliere. Possiamo scegliere di vivere nella speranza che Vittoria non è sparita, non è stata ingoiata dal nulla. Oppure possiamo scegliere di credere in Gesù e quindi nutrire la speranza che Vittoria è viva, anche se altrove, che è con noi, anche se non la vediamo, che è presente come Gesù Cristo e con Gesù Cristo nello Spirito. Possiamo anche oggi fare questa scelta, scegliere tra la speranza o la disperazione. Che cosa ci aiuta davvero? Di che cosa abbiamo davvero bisogno? Ecco, qui avete sentito il parroco e il padre spirituale che hanno parlato dicendo, invocando la necessità di speranza, non di rabbia e disperazione, ma la speranza con cui vivere queste giornate anche in nome di Vittoria. Ci sono quasi 1000 persone agli impianti sportivi di Crespignaga, 500 posti a sedere, tantissimi hanno voluto oggi dare a Vittoria De Paoli l'ultimo saluto per una tragedia che ancora non ha una ragione, non ha una motivazione. Signore, le nostre preghiere. C'è un'inchiesta aperta, lo ricordiamo, un'inchiesta per omicidio stradale. In questo momento l'amico che era insieme a Vittoria, che guidava lo scooter, sta lottando tra la vita e la morte. I familiari del giovane sono al funerale di Vittoria insieme ai familiari della ragazza. Noi siamo certi che nessuno e niente potrà mai separarci dal suo amore. Con questa certezza ci affidiamo Vittoria e il nostro dolore, dicendo: Dio della vita, ascoltaci. Padre della vita, ti ringraziamo di averci donato Vittoria, anche se per un breve tempo. Il suo sorriso, la sua vitalità, la sua spensieratezza ed allegria siano d'esempio a tutti noi per proseguire nel cammino della nostra vita. Fa che la sua anima trovi pace e serenità accanto a te. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Padre della vita, ti ringraziamo per il grande dono della vita che hai fatto a ciascuno di noi attraverso l'amore dei nostri genitori. Rendici capaci di custodire questo dono, prendendo la distanza da tutti quei comportamenti e da quelle scelte che potrebbero distruggerlo. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Padre della vita, ti ringraziamo perché sei sempre accanto a noi.
ti chiediamo di essere accanto al dolore di Paola, Moreno, Rebecca, Carolina, i nonni, gli zii e di tutti coloro che l'hanno amata, ancora incapaci di accettare la morte di Vittoria, ma già disposti a permettere il dono delle cornee perché la sua morte diventasse possibilità di vita per altri. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Padre della vita, ti affidiamo Simone che sta lottando per la vita, per i suoi genitori doppiamente provati dal dolore che quell'unico incidente ha provocato, possano trovare con il tuo aiuto strade di riconciliazione. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Padre della vita, ti affidiamo i nostri giovani perché sappiano vivere con spensieratezza e responsabilità la loro vita, impegnandola in progetti grandi, aperti al futuro, consapevoli della preziosità della loro vita, desiderosi sempre di mettere a frutto i doni belli che tu hai dato loro, condividendoli con tutti. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio papà, ascolta il grido della nostra preghiera. Noi non comprendiamo il perché di questa morte, ma con fede ti affidiamo Vittoria, alle tue braccia forti e tenere di Padre. Preghiera dei fedeli, avete sentito, molto atteso anche il discorso che faranno i compagni di classe di Vittoria, e poi potrebbero prendere parola anche le due sorelle Rebecca e Carolina. Intanto noi andiamo avanti con il telegiornale e torneremo a Crespignaga per farvi vedere ancora qualche altro passaggio di questa funzione. Cambiamo decisamente argomento perché a causa del coronavirus c'è un settore che è in ginocchio, è quello del turismo, anche nella nostra regione. Allora ci sono 3 governatori che al di là dei colori politici hanno deciso di fare squadra e lo faranno proprio per creare una promozione turistica ad hoc che potrebbe diventare famosa davvero anche a livello internazionale proprio per questo territorio. Guardate. Italienische Adria. Nichts liegt näher. Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, la riviera adriatica italiana, niente di più vicino. Un vero e proprio invito che il governatore Zaia da Jesolo, Bonaccini da Cesenatico e Fedriga da Lignano rivolgono ai turisti tedeschi che rappresentano storicamente un importante mercato di riferimento. Le 3 regioni dell'Alto Adriatico unite nella gestione dell'emergenza Covid anche ora insieme per rilanciare uno dei comparti che più ha risentito del lungo lockdown, ovvero il turismo. Avremo una campagna molto aggressiva in maniera positiva e di marketing buono a favore della costa, diciamo della riviera, che coinvolge le nostre 3 regioni. Uno spot di 20 secondi che passerà sul più famoso sito di previsioni meteo tedesco e nel network di canali TV privati della Germania. Penso che questo sia solo l'inizio di un percorso che poi crescerà sempre di più, penso alle fiere, penso alle manifestazioni internazionali. Abbiamo dimostrato che sappiamo fare squadra, che tra le 3 regioni non c'è conflitto, spiega il presidente Zaia. Sulla stessa linea il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, dei confini geografici e politici dice non ci interessa niente. Il fatto qui di venire e trovare appunto tutti i servizi garantiti e in piena sicurezza per i cittadini, il messaggio che vogliamo dare è che qui si può venire senza avere alcun timore di contagio. Il messaggio da far passare è che qui non si viene solo per fare delle belle vacanze, ma per fare vacanze sicure, aggiunge il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a proposito dei corridoi turistici. Quei paesi che sponsorizzavano i territori turistici con la Germania, escludendo i nostri territori, oggi sono paesi che stanno vivendo la crisi pandemica in modo estremamente più preoccupante rispetto ai nostri territori. Chi oggi viene in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e Emilia Romagna è assolutamente più sicuro rispetto a chi ipotizzava corridoi turistici. L'accordo tra le 3 regioni ha una durata triennale. La volontà però di Zaia, Bonaccini e Fedriga è di rinnovarlo guardando anche ad altri nuovi mercati, perché la riviera adriatica, dice il presidente del Veneto, diventi la nostra Costa del Sol. Magari se un giorno si arriverà anche a pensare a un format comunicativo che sia unico, anche con un marchio unico, cioè non ci vedo nulla di dannoso. L'avessero fatto i miei sindaci sarebbero stati censurati, questo spot è un autogol, così il presidente Zaia.
Lo spot scioccante dei comuni calabresi della Locride per promuovere il turismo al sud criticando quello del nord ha provocato la reazione del presidente Zaia, proprio a margine della presentazione della promozione congiunta in Germania del litorale di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Io non avrei mai fatto un video del genere, ma non mi sarei mai permesso. Penso che è un video che è poco unitario, è un video che pone una questione che ho già posto, che è quella del sud contro il nord, perché ormai è serpeggiante e la si respira, non voglio generalizzare, ma è un brutto segnale, un bruttissimo segnale. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. Penso alla disperazione a volte di brutti segnali e spero per loro che il bilancio di fine stagione sia buono, ottimo, perché se non sarà così saranno bocciati tutti. Invito anche la Presidente Santelli a prendere in mano questa situazione. Se da me una decina di sindaci avessero fatto uno spot di questo tenore contro la Calabria, li avrei censurati subito. Politiche ambientali, sanitarie, suicide e orientate al business, si legge nello spot mentre scorrono immagini di industrie e ciminiere. Fare uno spot nel quale si dice che in Veneto si muore per colpa dell'inquinamento, si fanno vedere le ciminiere, che non so neanche dove le abbiamo fotografate, sarebbe bello anche andare a prendere quella foto e capire anche se sono venete quelle ciminiere. Dar l'idea di un posto inquinato sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sanitario, allora io mi chiedo per quale motivo molti cittadini di quella regione vengono a curarsi qui da noi. Un commento anche da parte dell'assessore al turismo Caner, che non ha intenzione di passarci sopra. Non ci è piaciuto per niente, perché sarebbe come noi facessimo uno spot dicendo ai turisti stranieri di non andare in Calabria perché c'è l''ndrangheta. Cioè, queste cose qua non hanno senso. Ho già mandato lo spot al presidente della commissione turismo della conferenza delle regioni, che è Mauro Febbo, è anche un amico. Devo dire che tra noi assessori al turismo delle varie regioni c'è ottima sintonia, quindi sentirò anche la mia collega della Calabria da questo punto di vista. Gli ho chiesto che venga ritirato. Coronavirus, paura a Tribano perché una 41enne Moldavia di ritorno dalla Moldavia è risultata positiva. A preoccupare sono i contagi di rientro, nuova allerta per un possibile focolaio nel Padovano, nel comune di Tribano. Una 41enne a 2 giorni dal suo rientro dalla Moldavia ha accusato febbre leggera e tosse. La donna sottoposta a tampone e test sierologico è risultata positiva. Di conseguenza sono state poste in isolamento le 10 connazionali conviventi che verranno poi sottoposte a tampone ed è stata disposta la sanificazione dell'azienda agricola per cui il gruppo di donne lavora. Quando è rientrata in Italia la 41enne sembra stesse bene, i sintomi sono comparsi 48 ore dopo e così si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. Il Madre Teresa di Calcutta, dopo 2 settimane senza casi positivi, si è ritrovato a gestire 2 nuovi contagi. Il primo riguarda una cittadina cinese dell'Alta Padovana, risultata positiva dopo aver incontrato un amico vicentino con cui dice di aver fatto un viaggio in auto. Anche in questo caso l'USL ha attivato il protocollo per tracciare i contatti avuti dalla 50enne orientale, che però ha fornito indicazioni poco precise. A Padova, in centro, Piazza dei Signori, il bar al 100% è stato multato, 400 euro di multa e nuova chiusura perché i camerieri sono stati trovati senza mascherina. Non si fermano i controlli della polizia locale finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Durante l'emergenza sanitaria era stato pizzicato perché non osservava le prescrizioni legate alla vendita per asporto. Venerdì i vigili sono intervenuti notando i dipendenti senza mascherina, da qui la decisione di imporre 5 giorni di chiusura. Una tragica gita a Forlì, una giovane studentessa trevigiana è morta precipitando in una grotta, oggi avrebbe compiuto 22 anni. Oggi avrebbe compiuto 22 anni, ma non ci sarà festa per Luna Fiorio. Solo lacrime e rabbia per una fine così assurda. Morta dopo essere precipitata per 13 metri, scivolata in una delle zone più caratteristiche di Forlì, l'area di Premilcuore, dove sorgono le cascate della Grotta Urlante. Luna era nata a Treviso, ma da tempo viveva in Germania, dove frequentava la facoltà di sociologia a Bielefeld. Da qualche mese si era però trasferita a Forlì, dopo aver vinto il bando per prendere parte al progetto Erasmus. Il dramma si è consumato durante una gita con alcuni amici nella suggestiva area della Grotta Urlante, dove vigeva il divieto di balneazione.
La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza ha improvvisamente perso l'equilibrio, forse mentre cercava di tuffarsi, e precipitando da un'altezza di 13 metri. Nella caduta ha battuto violentemente la testa su una roccia, perdendo i sensi. Gli amici sotto shock, immediata la richiesta di intervento al 118, ma nella disperata corsa all'ospedale, l'una è spirata. Su Facebook in queste ore si moltiplicano i messaggi di addio e di cordoglio e campeggia il post di quando annunciava di lasciare la Germania temporaneamente subaffittando la casa, quella casa nella quale non farà più ritorno. E una 21enne di Montebelluna è ricoverato in serie condizioni all'ospedale Il Cafoncello dopo essersi tuffato da un ponte sul lago di Corlo. Siamo ad Arsiè, nel Bellunese. Subito dopo il tuffo le sue condizioni sono apparse gravi. Il ragazzo chiedeva aiuto ed è stato recuperato con un pedalò sul lago, mentre nel frattempo sono arrivati elicottero e ambulanza. L'autolettiga ha stabilizzato il giovane, poi affidato all'elicottero arrivato da Treviso. Le condizioni non desterebbero preoccupazione. L'incidente riapre la questione tuffi al Corlo, bacino che annette alla Valle del Cismon. Una sfida da anni diffusa tra i giovani, nonostante la pratica sia vietata puntualmente ad ogni stagione dalle ordinanze del sindaco. Andiamo a Montagnana adesso con le immagini. Il maltempo la fa da padrone, c'è stata una violentissima grandinata, grossi chicchi sono caduti per circa 5 minuti sul territorio della città murata. Le foto della grandinata sono state postate sulle pagine social proprio dai cittadini. Fortunatamente non ci sono stati danni, scrivono, il temporale è durato solo pochi minuti. Da oggi fino a venerdì 3 in Veneto sono previste successive fasi di instabilità, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni oggi più probabili sulle zone montane e pedemontane, da giovedì pomeriggio e soprattutto venerdì invece saranno più frequenti e diffusi su gran parte della regione, visto l'avvicinarsi da ovest di una saccatura con aria fredda in quota. Siamo alla cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri di Marostica, chiuso il bar che era diventato centrale dello spaccio. I dettagli. I clienti sapevano di trovare quello di cui avevano bisogno, in particolare cocaina. Loro senza nessun preavviso, senza dover prendere appuntamenti e in totale a loro sicurezza, diciamo, si recavano all'interno del bar e insieme a un caffè appoggiavano i soldi anche per l'acquisto della cocaina. Un caffè e qualche dose di cocaina, uno spritz e assieme hashish o marijuana. Il bar La Fenice lungo la statale Valsugana, Tezze sul Brenta, era diventato una insospettabile centrale dello spaccio. Nel locale, lungo la trafficatissima arteria viaria, con la scusa di una sosta, si fermavano liberi professionisti da Vicenza, Bassano, Padova e Treviso per rifornirsi di stupefacente. Dosi pronte tenute a portata di mano vicino alla cassa, tra i barattoli o in tasca. 9 mesi di indagini, di intercettazioni, osservazioni del territorio, esami dei video delle telecamere di sorveglianza hanno portato i militari della stazione di Marostica ad arrestare la coppia che gestiva il locale. Lui, 48enne originario della provincia di Matera, lei 39 anni di origini ungheresi. Agli arresti domiciliari anche il fornitore della cocaina, un marocchino già noto alle forze dell'ordine. In 20 giorni sono state documentate almeno 560 cessioni, praticamente 30-40 cessioni al giorno. Nel fine settimana si arrivava addirittura a 50-60. Vai alla Fenice che trovi sempre la cocaina, era la frase che girava tra i clienti che alla cassa pagavano 81,50 € la dose e il caffè corretto. Ogni 5-6 giorni il fornitore provvedeva a portare la droga pagata in contanti il giorno successivo, 10-20 mila euro alla volta. Un giro d'affari notevole. I militari, oltre allo stupefacente, hanno sequestrato anche 140.000 euro provento di spaccio, denaro che consentiva alla coppia un tenore di vita lussuoso. Loro con i proventi conducevano appunto una vita agiata, avevano televisori, orologi, abbigliamento griffato. Ed è stato siglato questa mattina al Teatro Mario del Monaco un patto per il teatro, come il patto che è stato siglato dai governatori per le spiagge. Adesso guardate invece il patto tra il Teatro Stabile e Artevene. Da questa piattaforma che nasce oggi può veramente ripartire il teatro in Veneto e si parte con il piede giusto, facendo collaborare gli enti più importanti della regione proprio per portare la cultura e il teatro ai veneti in maniera capillare. Soddisfatto il presidente della Sesta Commissione in Consiglio regionale Alberto Villanova per l'accordo raggiunto tra le due più importanti istituzioni del Veneto. Artevene, che è il circuito teatrale multidisciplinare, e il Teatro Stabile del Veneto, che è il produttore pubblico. Quindi questo è un grandissimo obiettivo che abbiamo raggiunto insieme e che adesso dobbiamo cominciare a far
declinare in un territorio ricco di teatri e ricco anche di idee. Per la prima volta la piattaforma veneta di promozione culturale per il teatro, nata al Mario del Monaco di Treviso, farà dialogare le due istituzioni, segnando di fatto una nuova fase nella gestione teatrale. L'accordo non solo gestirà la collocazione sul mercato di spazi pubblicitari e promozionali dei teatri gestiti dallo stabile d'Arteven, ma anche una maggiore collaborazione tra le due istituzioni nella programmazione delle produzioni attraverso un tavolo annuale in cui ente produttore ed ente distributore collaboreranno fianco a fianco nella definizione delle caratteristiche tecniche, artistiche e culturali degli spettacoli. Il teatro veneto è uno, che il teatro veneto si sta dando una struttura anche commerciale diversa, unificante, inclusiva e che dovrà smuovere tutti coloro che in Veneto tengono alla propria cultura e al proprio teatro. Torniamo con le immagini a Crespignaga per un attimo. Dovrebbe essere in corso la funzione della comunione. Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Don Fabio Bertuola, padre spirituale e parroco precedente a Maser, e Don Carlo Velludo, attuale parroco di Maser, stanno celebrando il funerale di Vittoria De Paoli. A breve potrebbe... Chi vorrà ricevere la comunione rimarrà in piedi, i sacerdoti passeranno a distribuirla. Ecco ora il momento della comunione, poi la benedizione della bara e la chiusura della funzione. Probabilmente a breve prenderanno parola i compagni di classe del liceo Levi che frequentava Vittoria e poi probabilmente anche le due sorelle gemelle. Allora noi ci fermiamo per questa edizione del telegiornale del Veneto, torneremo nuovamente con le immagini per raccontarvi questo momento difficile, raccontarvi il funerale di questa giovanissima che è morta in un tragico incidente sabato sera. Ricordiamo che è aperta un'inchiesta per omicidio stradale, che c'è un ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte, una famiglia distrutta per un tragico incidente, quindi a brevissimo il telegiornale di Venezia e poi anche nel corso del notiziario della Marca Trevigiana torneremo con Monica Smiderle e Federico Cibotto con le immagini proprio per raccontarvi questo momento particolarmente difficile per una comunità. Grazie per essere stati in nostra compagnia, adesso le previsioni del tempo. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone più debole sul nostro territorio, dove nella giornata di giovedì 2 luglio non mancherà qualche disturbo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto alternanza di nuvole e rasserenamenti. Avremo qualche pioggia sui monti e localmente fino in pianura. Attenzione perché potrebbe essere accompagnata da grandine. Sulle zone costiere nel pomeriggio sera non si escludono anche qui dei temporali. Clima caldo con temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo localmente coperto, alternato a spazi soleggiati ma anche a precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime tra i 20 e i 22 gradi, massime sui 29 gradi. Infine, poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo occasionali rovesci localmente forti, via via più diffusi col passare delle ore. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Ad accogliervi sarà Conegliano.